5-1 per la Jolly Cinquefrondi. Time out chiesto dalla formazione ospite. È andata molto carica la Jolly verso la panchina. Al servizio Marco Pugliatti. E passa ancora il numero 17 Saglimbene. Dionisio. Mamma mia, che attacco per Dionisio Di Pasquale ad ottenere il 6° punto della Jolly. Buona questa combinazione con il suo alzatore. Un bel attacco di Dionisio che adesso va al servizio per la Jolly. Libero di difesa Santa Croce. Attenzione al primo tempo, si è stata presa, non ce la fa Santa Croce, è preso in contropiede. 3° punto per Aci Castello. Poteva intervenire Luciano Mille, però c'era Santa Croce che stava arrivando. Battiato al servizio. Acuto di Battiato. Battiato. Ha battiato male. Acuto, ha battiato male. 7-3. Al servizio il centrale della Jolly, Stefano Diana. Batte bene Balsamo, cerca posto 4 e ottiene il numero 13 di Arezzo. 4° punto per Aci Castello. Saglimbene al servizio. Costruzione Mille. della Jolly con Luciano Mille. Buona la copertura a difesa fondo, a sì. fondo campo. Palla spinta. Alza puntorieri per Luciano Mille che piega le mani di Fasanaro. Si è coordinato benissimo Luciano Mille. Sì. Un grande gesto tecnico il suo. Sì, è stato, diciamo che le prime 2 partite Luciano è stato utilizzato come opposto, che non è la sua specialità, per cui si è trovato in difficoltà. Francesco Pugliatti che stavolta non effettua una spin ma una float. Muro di Luciano Mille che fa un monster block a Saglimbene. Mamma mia che muro! Rivediamo anche il replay offerto dalla regia. Mamma mia, solo. Muro 1, monster block. Si è caricato abbastanza Luciano Mille. 9-4. Francesco Pugliatti al servizio. Ancora jump float per lui, sul libero. Balsamo, Primo tempo. con il primo tempo, sì. Primo tempo vincente. Del centrale numero 7 Fasanaro. Sulla rete Arezzo. 10-5 il punteggio.
Luciano Mille per la Jolly. Ricevuta benissimo dal libero Ruggeri. Pallonetto, ci arriva Pugliatti, ci arriva Santa Croce, ci arriva Dionisio Di Pasquale a schiacciare. Ruggero. Balsamo, costruire verso posto Muro. Pallone rimandato di là, Francesco Pugliatti. Marco Pugliatti verso Dionisio, copertura. Dionisio come può, si aiuta con il nastro, pallone che torna nel campo della Jolly, duello aereo. Forse una trattenuta. Francesco Pugliatti chiamato in causa. Lungo scambio dove alla meglio poi la Jolly. Mamma mia, anche questa è una bellissima azione. Pallapolini che si è riscaldato, Jolly che si è riscaldata. 11-5. 11 punti della Jolly, 11 il numero di chi va a battere. Luciano Mille. Vediamo se parte una battuta a Mille. Pallone sempre sul libero. Pipe, ma c'è la difesa. Croce. Dionisio Di Pasquale prova a riprenderlo, ovviamente non ce la fa. Pep Orlando, ovviamente, dovendo passare nell'altro campo, doveva dare una traiettoria che solo a calcio si può dare, no, con il tiro a giro, ma darla con un bagger era impossibile. 12-5 il punteggio. Esce Luciano Mille per la Jolly ed entra Fabio Remo. Servizio di Fasanaro su Puntorieri, pallone che torna nel campo della Cicastello, murato poi da Pugliatti. Out del Pricoco, numero 8 manda di out. Avanti di 6 punti la Jolly, cambio per la Cicastello, esce Pricoco ed entra il numero 11 Bonsignore. Dopo l'errore su questa schiacciata, coach Ruggeri decide di cambiare Pricoco e schierare Bonsignore. Giuseppe Orlando al servizio per la Jolly. Io ho perso il punteggio, Gabriele, perché l'avevo corretto prima, siamo a 12-6. Giuseppe Orlando al c'era servizio. Numero 11 che Bonsignore che era appena entrato. 13-6, Bonsignore a freddo. Secondo errore per lui da subentrato, perché nello scorso set è entrato al servizio ed ha mandato la palla sulla rete. Adesso errore in ricezione per lui. Parlando al servizio, ancora su Bonsignore, chiamato in causa il centrale, il numero 3 Battiato, e ottiene il money out per spezzare questo ritmo del Jolly. 13-9 più 1 della Cicastello. 13-7. Non diamo i numeri. Balza al servizio. Tanto c'è Remo, primo tempo. Fasanaro. Lo sagli bene, 17, sagli bene. Dionisio di Pasquale. Ma c'è una difesa di Ruggero. Ancora Dionisio ci prova con un pallonetto, si distende Balsamo, ma non ce la fa il numero 3 Battiato a dare una scossa a questa palla. 14° punto della Jolly. Adesso al servizio con il suo capitano. È entrato Remo, non ce ne siamo accorti. L'ho detto prima. L'hai detto? Sì. Bene. Fabiolino Remo. Per la ricezione della Jolly al posto di Mille. Lunga. Primo errore al servizio per Marco Pugliatti. 14-8. Al servizio Bonsignore. Out. Anche questo servizio per lui. 15-8.
Cambio per la Jolly, rientra Luciano Mille al posto di Fabio Remo. Al servizio c'è Dionisio Di Pasquale. Si fa sentire il Pallaponini. Mentre c'è qualcosa nel segnapunti da controllare, c'è il secondo arbitro a parlare con il segnapunti. Gioco che può riprendere. Eccolo qua, Dionisio Di Pasquale su Bonsignore, scelto Saglin bene da Balsamo e fa bene a scegliere Saglin bene. 15-9. Servizio a Cicastello su Simone Puntorieri. Pugliatti all'indietro per Francesco. Non c'è scende questa muro. palla e va out sull'angolino. 15-10 quindi il punteggio. Ancora Cicastello al servizio con il numero 3 Battiato. Time out. Chi l'ha chiamato? Penso mister Tomasello questa volta. Quindi uno per parte chiamati. All'inizio uno chiesto da coach Ruggeri, adesso uno chiesto da coach Tomasello. Mentre il secondo arbitro è andato a parlare con il primo. Squadre che rientrano in campo dopo questo time out. Riprende il pallone in mano Battiato, tutto pronto, si riparte. Su Puntorieri, Pugliatti, Mille. poi Luciano Mille, la rimanda di là con una mano Diana. Cercato il numero 13, pallone che torna nel campo della Jolly. Pugliatti all'indietro per Francesco e Pugliatti. Mani out sulle mani del muro, mani esterne del numero 13 Arezzo. 16° punto per la Jolly. E Stefano Diana al servizio. Cambio, non più Stefano Diana al servizio, che esce. Entra Giacomo Varamo, detto Giacomino. Eccolo qua, Varamo al servizio. Costruzione a Cicastello da posto 2 con Saglin bene ad ottenere l'11° punto. Si chiude il cambio della Jolly, rientra Stefano Diana ed esce Giacomo Varamo. Ovviamente poi Stefano Diana che lascia il posto al libero Simone Puntorieri. Saglin bene invece al servizio per la Cicastello, autore dell'ultimo punto. Riceve Dionisio Di Pasquale, Marco Pugliatti per il centrale, Peppe Orlando. Stavolta verso Luciano Mille. Con una palla spinta sulle mani di Balsamo, beffa il muro avversario. Ancora una volta Luciano Mille a fare uso delle mani avversarie. Va bene. Mano morbida di Balsamo.
Ciccio Pugliatti al servizio, non più jump spin per lui. Balsamo, attacco centrale. Dionisio Di Pasquale all'indietro per 1000. Balsamo ancora verso il suo posto 4 con una diagonale strettissima. 17-12 il punteggio. Arezzo al servizio. Dionisio Di Pasquale a ricevere, Luciano Mille a schiacciare, out, non c'è tocco. Out di poco. Sì. Comunque buono questo attacco di Mille. Sì, intanto Aci Castello punto a punto sta ricucendo. Sono ora 4 i punti di distacco. Chiesta formazione da Marco Pugliatti. Prende un po' di tempo la Jolly. Arezzo ancora al servizio. Spin per lui. Su Luciano Mille che tiene bene. Proprio Luciano Mille. E che si insacca ma rimandalo dall'altra parte. Balsamo a recuperare il pallone. Sì. Pugliatti ed è out. Gli avversari. Palla out. Sì. Ha sprecato tutto Marco Pugliatti. Aveva visto, ha tirato troppo forte. Era esatto. Giusta l'angolazione. Era buona anche l'intuizione. Sì. Molto buona. Pochi centimetri. Ancora Arezzo al servizio, stavolta su Simone Puntorieri. Pugliatti all'indietro per suo fratello, costretto al pallonetto. Un pallonetto di misura. Vede la difesa, la copertura di Ruggeri lontana. Tra l'altro è stato obbligato al pallonetto perché, sì, perché era troppo indietro, non era pronto. Luciano Mille al servizio. Vedremo se ci sarà la spin per Luciano Mille. Intanto chiesta formazione da parte dell'Aci Castello. Mister Tomasello a dialogo con il secondo arbitro. La regia ci fa vedere che c'è stato un cambio con Laurendi per alzare il muro. Al passo di Marco Pugliatti, cambio di alzatore. E quindi capitano Dionisio Di Pasquale che parla con il secondo arbitro. Santa Croce libero di difesa della Jolly. Ora si fischia l'arbitro ed è pronto Luciano Mille al servizio. Spin per lui, forte, e tocca il soffitto. È partita la battuta a Mille. Ruggeri non tiene questo servizio, palla che finisce sul tetto del Palla Bonini. 19-14.